Ponte San Nicolò, Casalserugo, Bovolenta, Beggiano. L'acqua e il fango entrano nelle case tra il 1° e il 2 di novembre del 2010. Le piogge duravano da giorni, il vento di scirocco, il mare che non riusciva più a far defluire i fiumi carichi anche della neve sciolta in montagna. E così il Bacchiglione ruppe l'argine in più punti, a Ponte San Nicolò, allagando anche i vicini comuni di Maserà e Casalserugo e anche vicino alla zona industriale di Bovolenta, dove anche qui ci fu una rottura. Per giorni la zona divenne accessibile solo utilizzando delle imbarcazioni, molte le imprese devastate dall'acqua e dal fango. Tutto distrutto per... Prima del Bacchiglione ruppe l'argine anche il Frassine nella Bassa Padovana, in località Pradibotte. A Saletto di Montagnana si riversarono in pochi istanti 23 milioni di metri cubi d'acqua. Molti abitanti furono costretti a trovare rifugio nella palestra comunale e nel patronato della parrocchia. Nella notte anche il Tesina, prima della confluenza con il Bacchiglione, ruppe l'argine all'altezza di Veggiano, dove case e scantinati vennero invasi dall'acqua che senza tregua si alzava. Centinaia e centinaia le famiglie sfollate. La provincia di Padova è in ginocchio in più zone e anche la stessa città colpita nella sua zona golenale. Il quartiere della Paltana, come un imbuto, venne invaso dall'acqua. L'impianto sportivo della Padova Nuoto si riempì del fango portato con forza dal Bacchiglione. 10 anni dopo di quei giorni restano le immagini indelebili, i racconti dei cittadini colpiti, il rumore delle idrovore che pompavano l'acqua fuori dalle case. Resta un territorio che è riuscito a cancellare dopo anni i segni visibili di quei giorni, ma che nell'animo è rimasto ancora profondamente ferito.